Il senatore Tosato ne ha facoltà. Grazie Presidente. Il Governo ci chiede ancora una volta di esaminare la richiesta di uno scostamento di bilancio, oggi di 8 miliardi. Ne sono stati già approvati numerosi per... Grazie. E la domanda, io credo, a cui tutti dobbiamo rispondere è principalmente questa. Lo scostamento è necessario? È utile al Paese? È determinante per dare risposte alla gravi crisi che stiamo affrontando? La domanda ha una sola risposta, la risposta è affermativa. Lo scostamento è assolutamente necessario. Il tema di fondo però è, e l'abbiamo sempre sottolineato, non è tanto fare indebitamento. È ovvio che è un danno per i bilanci e per il futuro del nostro Paese indebitarsi per queste somme così ingenti, ma è il periodo drammatico che stiamo vivendo che lo richiede. Noi abbiamo sempre posto però un tema: come si spendono questi soldi? L'abbiamo posto dalla prima volta. Abbiamo da subito cercato di dare il nostro contributo e, al di là di una disponibilità di facciata, sia nelle commissioni sia a livello di governo, la risposta è sempre stata elusiva. Non abbiamo mai avuto la soddisfazione di vedere accolte le nostre proposte, neanche che venissero prese in considerazione. La sensazione è che avete sempre fatto finta di voler ascoltarci, di aprire un dialogo esclusivamente per dare al Paese una bella sensazione, una bella immagine di quello del vostro atteggiamento. Ma era un atteggiamento fatto di finzione, di falsità, che purtroppo appartiene a molti esponenti del vostro governo, in primis, permettetemelo, questa è la mia sensazione, la mia convinzione, al vostro Presidente del Consiglio. Una bella immagine di facciata, ma nella sostanza nulla di buono per il Paese e nulla di utile al confronto con le opposizioni. È necessario questo scostamento perché nel giro di poco più di 30 giorni, meno di 30 giorni, avete approvato 4 decreti ristori, a dimostrazione della vostra approssimazione, della mancanza di strategia, della non comprensione della gravità della situazione che stiamo vivendo, una eterna rincorsa ad affrontare i problemi economici del Paese. Questo stato confusionale del governo noi non ce lo possiamo permettere. E non possiamo permettervi di procedere, non potevamo permetterlo, di procedere a un piano ristori basato sui colori delle regioni. È inaccettabile. No ai ristori in base alle zone rosse, arancioni e gialle che variano di settimana in settimana. No alla lotteria dei colori. Sì, invece, in base al calo del fatturato. Questo è il criterio di base giusto, sacrosanto, che deve essere utilizzato da nord a sud, da regioni gialle, rosse, arancioni, di tutti i colori che voi volete attribuire agli enti territoriali. È l'unico criterio che può essere utilizzato e sul quale noi, anche in Commissione, abbiamo insistito. E questo sarà il banco di prova. Se voi utilizzerete questo criterio, evidentemente non potrete che avere la nostra approvazione nei prossimi provvedimenti. Se così non fosse e per l'ennesima volta ci prendete in giro, io credo che questa sarà l'ultima in cui noi potremo partecipare all'assunzione di responsabilità di procedere agli scostamenti di bilancio. E questi scostamenti di bilancio questo scostamento è assolutamente necessario, perché voi in questi mesi vi siete dimenticati totalmente del dramma che stanno vivendo lavoratori autonomi, partite IVA, artigiani, commercianti, imprenditori e lavoratori stagionali senza occupazione. Guardate, tutti stanno subendo i danni da questa pandemia. Da un punto di vista sanitario, emotivo, psicologico, ogni cittadino di questo Paese, ogni cittadino del mondo. Ma a livello economico è innegabile che qualcuno lo sta pagando di più di altri. Io non ho mai creduto, guardate, alle contrapposizioni, la Lega non crede alle contrapposizioni tra dipendenti pubblici, lavoratori autonomi e dipendenti privati. Siamo tutti nella stessa barca, soprattutto in un momento così drammatico.
E dobbiamo un grazie a tutti i dipendenti pubblici che stanno garantendo i servizi fondamentali al nostro Paese, dalla scuola e in particolare alle forze dell'ordine, alla sanità pubblica che è sotto pressione giorno per giorno e che è sul fronte. E a loro va il nostro grazie incondizionato. Ma è innegabile che da un punto di vista economico qualcuno ha lo stipendio garantito e almeno quella sicurezza ce l'ha, e c'è qualcuno invece che è in crisi nera totale ormai da mesi e che non può più reggere a quello che stiamo vivendo. Ed è per questo che noi abbiamo insistito sin dall'inizio che gli interventi fossero indirizzati a queste categorie, a chi produce ricchezza, produce lavoro, paga le tasse sproporzionate, ma le paga e cerca di onorare il proprio ruolo di contribuente, ma che in questo momento è ormai al limite. E noi vi chiediamo anche un intervento a livello europeo per garantire una equità nella gestione della stagione turistica invernale. Guardate che sulle nostre montagne o si permette di lavorare o anche lì dovranno essere garantiti indennizzi per tutti. Il tema di fondo, e qui l'ironia proprio non serve, non è se fare le vacanze o andare a sciare. Il tema sono le aziende che stanno sostenendo mutui anche molto elevati e che rischiano il fallimento. Il tema sono i dipendenti stagionali senza lavoro. Il tema è l'indotto fermo e paralizzato. Il tema sono le famiglie in difficoltà. Di fronte a queste necessità dovete dare una risposta e dovete farlo a livello europeo. Il Paese sta soffrendo e voi agite sempre in ritardo, in affanno, senza una strategia chiara. E un esempio su tutti è drammatico e rappresenta l'inconsistenza di questo governo. Mi faccio riferimento al commissario della Calabria. Guardate, è stato gravissimo che il commissario non fosse nemmeno a conoscenza di quelli che erano i propri ruoli, non fosse a conoscenza che doveva varare un piano anti-Covid. Ma permettetemi, è ancora più drammatico che il governo l'abbia nominato e che il governo a distanza di giorni non abbia ancora trovato un sostituto degno di questo nome. Voi siete complici di quel commissario e dei suoi ritardi. E questo rappresenta più di ogni altro elemento l'inefficacia, l'inconcludenza del vostro governo. I 100 miliardi li avete spesi spesso male. Pochi sono andati alla riduzione delle tasse, troppo pochi. Guardate, l'inverno è lungo. Voi volete durare fino al 2023, questo è il vostro obiettivo, fino al termine della legislatura. Il problema però non è la durata del governo, ma la tenuta del Paese. E voi non siete all'altezza per garantirla. Noi faremo la nostra parte, lo abbiamo sempre fatto. Non è il primo scostamento di bilancio che ci troviamo ad affrontare, voi sapete che noi li abbiamo sempre approvati, abbiamo sempre garantito il nostro voto e in un caso è stato anche determinante. I 161 voti necessari, almeno in un'occasione, sono stati garantiti dal centrodestra, dal nostro senso di responsabilità nei confronti del Paese. Non abbiamo mai ostacolato l'attività di Commissione ed Aula, abbiamo dato il nostro contributo, però io credo che, guardate, questo governo non merita, la maggioranza non merita la nostra fiducia, ma il Paese, i cittadini, le famiglie hanno bisogno di aiuti economici e noi garantiremo anche con il nostro contributo che ricevano ciò che è giusto, che è necessario per superare questa crisi senza precedenti. La Lega c'è e farà la propria parte insieme al centrodestra. Non ci sottrarremo mai al confronto e ci assumeremo sempre le nostre responsabilità. Abbiamo, in conclusione, non cambiato atteggiamento, come ha voluto dire il collega Manca. Il nostro atteggiamento non è mai cambiato, è sempre stato coerente. Avanzare proposte, votare gli scostamenti, non ostacolare le attività parlamentari. Ciò che è cambiato è stato l'indirizzo del governo, che ha dichiarato che finalmente queste risorse, le risorse stanziate con questo scostamento, andranno nella direzione che noi riteniamo giusta. La platea enorme, sconfinata di partite IVA, autonomi, commercianti, artigiani, piccoli imprenditori e tutti i lavoratori dipendenti e stagionali che lavorano per loro
che vengano garantiti finalmente da un governo che fino adesso per loro ha fatto poco o niente. Grazie Presidente.